La Sardamag, fabbrica che produceva magnesio estraendolo dall'acqua del mare, venne costruita agli inizi degli anni 60 del secolo scorso nelle aree prospicienti il porto di Sant'Antioco, dove in precedenza si trovava lo stabilimento della Akai, che produceva benzina dal carbone delle miniere del Sulcis. Per ottenere il magnesio, il ciclo di produzione aveva necessità del calcare che veniva estratto dalla cava Palmas Cave, di proprietà della stessa società. La Sardamac pompava acqua marina all'interno dello stagno e restituiva acqua con pH normale al termine del ciclo di lavorazione, prima nel mare e poi nello stagno di Saponte Saliga. Le vicissitudini della sarda maga di Sant'Antioco partono da lontano. È infatti a metà degli anni Ottanta che la multinazionale che detiene il pacchetto di maggioranza della fabbrica del magnesio incomincia a denunciare i primi sintomi di crisi, che si accentua quando la stessa società apre uno stabilimento in Sicilia. Il nuovo impianto usa il gas metano al posto dell'olio combustibile e quindi realizza rilevanti economie di gestione. Dopo anni di attesa partirono nel 2016 le bonifiche dell'area ex Sardamag. Ora. L'area ospitò fino ai primi anni 90, in cui cessò l'attività, la ex Sardamag, un impianto per la produzione di ossido di magnesio, principalmente destinato alla fabbricazione di mattoni refrattari. Alla cessazione dell'attività gli impianti furono completamente demoliti, generando un volume di rifiuti di oltre 50.000 metri cubi che sono rimasti nell'area. I lavori di ripristino ambientale furono affidati all'Igea SpA, società partecipata della regione, che avrebbe avuto a disposizione 6,8 milioni di euro, di cui 5,8 milioni di fonti regionali, mentre i restanti di provenienza comunitaria. L'apertura del cantiere per la rimozione dei detriti di demolizione dell'impianto. L'ex area Sardamat di Sant'Antioco, essendo inserita all'interno del sito di interesse nazionale del Sulcis Inglesiente Guspinese, risultava, per quanto riguardava le procedure di bonifica, risultava di competenza del Ministero dell'Ambiente. Risaliva al febbraio del 2011 la conferenza dei servizi che si era svolta a Roma e che aveva stabilito la rimozione, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti risultanti dalla demolizione della fabbrica. Nella stessa conferenza è stata anche definita l'immediata attivazione delle procedure di messa in sicurezza delle bonifiche e della falda acquifera, inserita anch'essa tra gli interventi di risanamento ambientale del piano Sulcis. L'intervento si era reso necessario in quanto la falda acquifera risultava contaminata da idrocarburi e metalli pesanti derivanti dalla presenza in passato di una raffineria di carbone per la produzione di carburanti. Grazie. Oh, basta.